È giusto, proteggiamo gli altri, se tutti la mettono non ci saranno meno contagi, penso, spero. Eliminare no, non penso, però rallenti il contagio, quello sì, sicuramente aiuta un po'. Una cosa giusta, logica. Almeno ci proteggiamo un po'. La mascherina diventa obbligatoria anche all'aperto. Oggi a Treviso, in centro, era indossata da tutti. Proprio nel giorno in cui il Veneto tocca il record dei contagi dopo la fine del lockdown, con quasi 400 casi nelle ultime 24 ore. Numeri che iniziano a spaventare nonostante il dato delle terapie intensive continui a non destare preoccupazione. Speriamo bene perché fa un po' paura. Credo che sia veramente opportuno, tanto portarla un pochino al giorno non cambia niente. Uno sforzo importante ed accettato da molti, complice la paura di tornare indietro, nonostante tutti i sacrifici fatti fino ad ora. Anche come genitori richiudere di nuovo scuole e tutto è una cosa abbastanza pesante per tutti. Speriamo che finisce il prima possibile. Guardi, io non vivo qui, ma l'Italia al momento è uno dei paesi più sicuri probabilmente in Europa, quindi facciamo attenzione per qualche mese e poi... Anche a lezione la teniamo su, naturalmente non è che faccia piacere, però se ci viene detto di far così c'è una motivazione ed è giusto che tutti la rispettiamo. Nei locali è un po' difficile, però bisogna riuscirci. sì, bisogna essere un po' più responsabili su questo. E c'è chi azzarda anche un era ora. La multa è salata, può arrivare fino a 1.000 euro. I controlli, promettono le amministrazioni, saranno serrati. La partita adesso è davvero troppo importante. Diciamo che è l'unico deterrente non medicinale che secondo me può essere utile. Speriamo che tutti comprendano questo e che seguano le regole. Dobbiamo salvaguardarci e dobbiamo responsabilizzarci. Se non risolviamo adesso che la situazione è così, in futuro la situazione peggiorerà, quindi io chiedo a tutti noi ragazzi appunto di fare un piccolo sforzo, un piccolo passo per noi stessi e quindi se miglioriamo noi, se miglioriamo gli altri, miglioriamo anche noi. Fai la tua parte con te stesso.